Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona, con veloce Dodi di Glatigné che prende la testa, all'esterno c'è Divine Matley, alla corda Bianco Cipriani, poi c'è stato un po' di confusione a centrogruppo, mossa all'esterno di Bianco Cipriani che sposta la terza in corda per andare in avanti su Dodi di Glatigné che ha preso la testa, 15,9 i primi 200 di corsa. Bianco Cipriani passa nei confronti di Dodi di Glatigné sotto alle tribune. Terza posizione per Divine Matley, poi Enola Gate che precede Enea DBL, quindi Dinox che cerca di marcare Encantador Vad. 39 per i primi 400 metri di gara, con il favorito che ha preso la testa e ora guida liberamente. All'esterno ha spostato Enea DBL, che si è scoperto in anticipo su Ermanno Dinox. Z, squalificato. Sulla retta opposta alle tribune non cambia nulla, Bianco Cipriani sempre in vantaggio, Dodi di Glatigné in seconda posizione, in terza Divine Matley, di fuori Enea DBL che risale gradualmente dopo un giro passato in 1, 3 e 2. Si continua così, sulla curva di sinistra non cambia nulla, si va verso il primo chilometro e quindi verso la metà gara, che Bianco Cipriani passa in questo istante in 1,19,6. Passo blando, quello imposto dal leader che sotto alle tribune continua a comandare liberamente, al suo esterno inizia ad avvicinarsi Enea DBL che si porta sempre in scia Dinox ed Encantador Vad, mentre alla corda Dodi di Glatigné è a diretto contatto del leader, precedendo Divine Matley e Nola Gate Reb Extreme Dream Trio ed Eva Kant F. La curva di destra sempre senza variazioni, se non per il fatto che Enea DBL inizia a calare inesorabilmente e viene aggirato da Dinox. 15,4 la frazione per la curva di destra. Bianco Cipriani in vantaggio, Dodi di Glatigné nella sua scia, Encantador Vad che muove in terza ruota, cerca di aggirare Dinox. La retta di là in 14,5, 2,4,8 per i 1.600 di gara. Bianco Cipriani è sempre in vantaggio, nella sua scia c'è Dodi di Glatigné. Dinox che cala, prova ad avanzare Encantador Vad a 200 dal palo, Bianco Cipriani in vantaggio su Dodi di Glatigné ed Encantador Vad, Bianco Cipriani in evidenza con una di margine, prova a spostare Dodi di Glatigné, a largo Encantador Vad, Bianco Cipriani è sempre in evidenza, Bianco Cipriani. Vittoria di Bianco Cipriani al primo posto, 1,17,6 il doppio chilometro, Dodi di Glatigné fa suo il secondo posto, Encantador Vad il terzo, Daniele Cuglini allena e guida per la scuderia Il Sellero SRL. L'8 anni da Gambling B coglie la sua terza vittoria consecutiva in questa prova a reclamare con i nastri 2-3-10 il probabile arrivo della seconda.